sempre. Cari amici, ben ritrovati a Diversamente Veneto. Io penso che per voi è stato un grandissimo weekend, anche perché stiamo andando quasi verso la stagione fredda, però godiamoci questo caldo finché c'è. Oggi è l'ultima delle puntate che ho dedicato a Fiera Cavalli. Infatti questa settimana io sono ancora andata in giro per il Veneto in sella a un cavallo a scoprire le nostre meraviglie. A proposito di Veneto, a proposito di scoperte, sapete dove sono stata? Il nostro ospite di oggi, il caro Roberto, arriva proprio da lì, Roberto, perché io questa settimana ho girato per il Vicentino, sono stata alla scoperta di Vicenza e dintorno in sella a un cavallo, perché tu poi da Vicentino Doc... Intanto grazie per l'invito e questa nuova modalità di attraversare il Veneto l'hai fatto a piedi, adesso a cavallo, è sicuramente il modo migliore, cioè di farlo slow, di farlo piano, per scoprire cose che correndo in macchina o magari appunto passando giornate senza guardarsi attorno nessuno vede le bellezze che abbiamo a fianco. Poterlo fare a piedi, poterlo fare a cavallo o anche in bicicletta, secondo me è il modo migliore per andare negli angoli più belli, nelle realtà più caratteristiche e fare percorsi magari lontano anche dalle grandi vie di comunicazione, quindi gli argini dei fiumi, le capezagne, i sentieri che riempiono il nostro territorio e basta riscoprirli, basta andare appunto piano per trovare cose che appunto altrimenti non si vedono. Beh Roberto, andiamo a te. Io volevo sapere, tu sei Vicentino Doc. Sono vicentino, ma spazio in tutto il Veneto, insomma, per fortuna vado ben oltre i confini di Vicenza, sicuramente Vicenza è nel cuore, ma ripeto, tutto il Veneto può essere scoperto andando appunto piano. Nel Vicentino ci sono cose bellissime, dai colli iberici, scusate, alle prealpi vicentine, comunque la pianura, il sistema delle risorgive, i prati stabili, oppure cose importanti come l'altipiano d'Asiago, le prealpi vicentine. Oggi parliamo proprio di una Vicenza che secondo me sono in pochi che sanno che c'è. Però guarda, io non anticipo niente, guarda questo filmato. Jesus, aspetta la Samantha! Arrivo! Che meraviglia che sei! Beh ragazzi, oggi è una giornata super speciale. Sono qua a Bifarm. Allora, come stai? Bene. Ma chiudiamo, se no wait, fuggi, vero? Una giornata super speciale. Siamo alla Bifarm a Montecchio Maggiore perché oggi parleremo di quello che è l'equitazione western. Equitazione western. Portiamo tutti in America? Sì, per un po' porteremo tutti quanti in America. Allora intanto li portiamo dalla Samantha perché parliamo veramente di cose spettacolari. Mi parlerà della ipoterapia. Dell'ipoterapia che si svolge con i bambini. Ciao Samantha. Ciao. Come stai? Bene, tu? Benissimo, ma Bene. è già in fase di... Sì. Sta lavorando? Questo bimbo sta lavorando. Come si chiama? Questo bimbo si chiama Leonardo. Ascolta, questo bambino qua sta facendo... Allora, tipo di terapia? questo bambino sta facendo un intervento assistito con il cavallo che è utile sia a bambini e ragazzi adulti che hanno delle difficoltà sia motorie che comportamentali. In questo momento la difficoltà di questo bimbo è quella di concentrarsi, quindi il cavallo, il movimento del cavallo e l'aiuto in questo caso delle operatrici serve molto per far sì che il bimbo si concentri il più possibile. Noi collaboriamo in multidisciplinarità, quindi ovviamente con la scuola e con i professionisti che seguono i ragazzi e i bambini anche al di fuori di qua. Ma ascolta, che tipo di difficoltà hanno i bambini che comunque si avvicinano a questa terapia? Allora, le difficoltà sono di ogni genere, da iperattività, appunto difficoltà d'attenzione, difficoltà motorie, difficoltà cognitive, quindi le difficoltà sono di ogni genere. Stiamo lavorando anche con i disturbi alimentari. Ascolta, tu sei la mamma di Leonardo. Come per una mamma, no? Perché anche io ho un bambino di 7 anni. Come ti sei avvicinata? Chi è che ti ha consigliato il cavallo per il bambino? Beh, avevo trovato un volantino di un centro estivo
e avevo chiamato spiegando però le problematiche di Leonardo dell'attenzione, perché non conoscendo il mondo dei cavalli non sapevo come ci si... Lui faceva fatica a concentrarsi. A concentrarsi, sì, a mantenere la concentrazione. Cioè, quello che Leonardo oggi impara qua sulla sella di un cavallo, lui riesce a replicare nella vita quotidiana, Sì. Mi stai dicendo questo? Sì, è riuscito anche a scuola, hanno visto proprio che riusciva a rimanere più attento nelle attività. Abbiamo appena parlato di quella che è la ipoterapia, però qua tu sei un allevamento ma non normale, perché sono cavalli che, come dici tu, americani. Esatto, esatto. Noi qui, un'altra delle grandi realtà della BM Farm è allevare questi cavalli che appunto si chiamano paint horse. È famoso perché c'è le macchie? Perché c'è le macchie, esattamente. Questo qua è figlio di quello? Sì, esatto, di questa. La mamma è una quarter horse, invece lui è un paint horse, il papà è un paint puro. Sono cavalli molto docili, molto È buoni. meraviglioso. Cioè, la caratteristica è proprio la dolcezza di questi cavalli, eh? Ma è una cosa spettacolare la dolcezza di questi cavalli. È quella la particolarità. Sì. Perciò sono cavalli anche speciali per stare con i bambini, Sì, già di natura, perché poi vabbè, ci serve tutta quella che è il domo del cavallo, ma già di natura loro sono Ma già di carattere sono molto docili, molto bravi, molto buoni. E così indiani, detti cavalli da indiani. Gli indiani, i famosi cavalli degli indiani d'America. Prima abbiamo ripreso le fibbie, perché tu ce li hai la fibbia perché la tua figlia è una campionessa. Sì, esatto, Cioè poi portate il nome del Veneto in tutto il mondo. Esatto, siamo appena reduci appunto dai campionati europei della Europaint. E tutti questi sono cowboy e amazzoni che fanno... Vediamo, hanno tutti la fibbia, vuol dire che sono tutti così bravi? Certamente, sono tutti molto bravi. Vedo anche un'altra caratteristica di questi cavalli in particolare, che sono i snelli. Sono snelli perché appunto devono essere dei cavalli che agili a fare determinate manovre. Sostanzialmente sono i pronipoti poi di quelli che erano i cavalli usati nei ranch in America. Ma io so che oggi la nostra giornata è lunga e non parleremo, cioè questi animali ci faranno compagnia un po' e scoprire un po' tutto. Cos'è che scopriremo oggi? Vi stiamo facendo vedere la nostra realtà, ma vi faremo vedere anche tante altre realtà. Quest'anno io ho dedicato delle puntate a Fiera Cavalli, perché stiamo parlando di 120 anni di Fiera Cavalli, no? Sì. Una realtà molto importante anche per mantenere in vita queste passioni, che la gente sappia che esiste, no? Certamente. Perché a volte non solo appassionato, però se uno si avvicina a questo mondo inizia ad appassionarsi, giusto? Esattamente, e questo è anche il nostro compito mio e di tanti miei colleghi istruttori della federazione, che appunto diamo il nostro contributo per insegnare a varie età, dai piccoli ai grandi, agli adulti, ad avvicinarsi al mondo del cavallo in generale, partendo poi dal semplice appassionato che si avvicina per le passeggiate fino ad arrivare all'agonismo vero e proprio. Ascoltami, cosa stai facendo? Come si chiama questo Adesso sto indossando gli speroni. Ma questo qua è quello che fa male ai cavalli? No, assolutamente. Questi speroni mi servono solamente, sono degli aiuti per me, per incitare il cavallo a fare i vari esercizi. È come se gli dicessi: dai Twister, andiamo, facciamo questo esercizio. Bene, cari amici, quello che abbiamo appena visto è appena sotto i castelli di Romeo e Giulietta, Roberto, ma visto che in realtà, che poi... Bellissima realtà, soprattutto la pet therapy, l'ipoterapia, il fatto che usando gli animali si possano aiutare i bambini a superare difficoltà che vengono diagnosticate in maniera puntuale e precisa, specialmente negli ultimi anni, è cosa importante. Farlo in un luogo bellissimo come appunto Montecchio Maggiore, sotto i castelli di Romeo e Giulietta, penso sia anche bello vedere questo tipo di natura, questo tipo di attività
queste cose che abbiamo nel nostro territorio nel posto giusto e appunto in luoghi assolutamente incantevoli da andare a visitare. Ma io so anche che nel Veneto, mi dicevi prima, che c'è stato un approccio molto forte a quella che è la ipoterapia, che comunque anche avvicinando coi medici. Sì, sì, noi avevamo iniziato un progetto col Ministero qualche anno fa, un centro di ipoterapia fatto a Montecchio Precaccino in questo caso, poi purtroppo cambiò il governo e adesso speriamo con quello nuovo arrivato di riprendere queste cose, perché dal punto di vista proprio di terapia e di risultati i pediatri e i medici specialmente che lavorano con i bambini avevano visto risultati clamorosi. Abbiamo anche recentemente fatto una legge regionale che riguarda tutto il mondo del cavallo e c'è anche una parte che riguarda appunto l'ipoterapia e l'aiuto specialmente dedicato ai bambini. Beh, questo è stato straordinario, anche lì in quella realtà che ho visitato, ho visto questo bambino, la sua mamma era già più di qualche mese che lo accompagnava per questa terapia ed era stupita. Io mi sono stupita un po' in generale di questo mondo dei cavalli, perché dedicando queste puntate a Fiera Cavallo ho toccato con mano e veramente nel Veneto si può andare a piedi ma dappertutto anche a cavallo, perciò... Se Fiera Cavalli nasce in Veneto 120 anni fa, se continua a progredire e a diventare veramente centro di attenzione mondiale per qualche giorno appunto di tutto il mondo del cavallo, ci sarà un motivo, appunto c'è una storia alle spalle, c'è la volontà di tantissime associazioni, di tantissimi operatori che comunque fanno attività ippica ad altissimi livelli e in tutti i campi, dall'agonismo alla passione, alle passeggiate e appunto all'ipoterapia, c'è un motivo, in questa terra sicuramente il cavallo lavora bene. Beh, è uno dei motivi per i quali sono innamorata del Veneto. Beh, che dirvi cari amici, continuate con noi perché io continuerò a farvi scoprire Montecchio Maggiore, le sue particolarità, in sella a un cavallo, a tra poco.